Oggi è il 1° febbraio e siamo, adesso sembra che scemo, siamo a Padova e stiamo andando verso Piazza Castello, da dove partirà il tour, questa volta a piedi, di Alternative Padova, alla scoperta della street art. Se avete già visto, c'è nel canale un video che avevo girato di un altro tour in bicicletta, e invece appunto questa volta siamo a piedi, andiamo verso Piazza Castello. I tour di Alternative Padova sono tour organizzati alla scoperta dell'anima alternativa dell'arte di Padova, quindi street art e altre forme d'arte. Sono tour gratuiti dove si chiede solo una donazione libera a associazioni ogni volta diverse, e per tutte le informazioni magari vi lascio o nell'info box o qua, adesso vedrò quando faccio il video, vi lascio anche il link alle loro pagine social e vi consiglio di cuore, amici di Padova e dintorni, di partecipare. Ecco, siamo arrivati al luogo dell'incontro, siamo in Piazza Castello, sotto il disegno di Lana, eccola qua, che in realtà è uno dei più vecchi presenti a Padova di Kenny Random. Credo, non sono sicura dell'anno eccetera, ma credo che sia veramente uno dei primi fatti dall'artista Kenny Random. La street art è solo un pretesto per incuriosirvi e per cercare di farvi scoprire una Padova che è un po' diversa da quella che siamo abituati a vedere. Ecco il gruppo qua dentro. Siamo tanti, Anche questo è uno dei più vecchi di Kenny Random, ma è tutto comunque rovinato. Andiamo a scoprire cosa c'è in Galleria Duomo. Chi è di Padova o chi ha avuto modo di visitare la città sa che Padova appunto è una città molto attiva dal punto di vista della street art. Oggi stiamo scoprendo molte informazioni che adesso mi sarebbe piaciuto dirvi in questo video, però devo stare dietro il gruppo, insomma, e quindi le scriverò nel post sul blog, vi lascio qui da qualche parte il link diretto, e applausi e spero che vi possa interessare, se avete modo di venire a scoprire la città anche da questo punto di vista, quello della street art. Boing, ho dato una botta alla videocamera. Il cuore che si vede là sopra è il simbolo del difensore della street art, che è lo scudo, che è lui che sta parlando, che è un artista vicentino, e hanno iniziato questo progetto, attacca questi adesivi vicino alle opere, applausi, rovinate, diciamo, a difesa delle opere. Ecco, il giro è finito, adesso entriamo all'Eroica, che è un caffè nuovo di Padova, dove gentilmente ci viene offerto un aperitivo.
mentre uccido qualcuno. Eccoci. Siamo alla fine di questo tour, bellissimo, complimenti. Io ho sequestrato 2 secondi Marcello, che ha un'ansia terribile per questa piccola intervista. No, adesso sono scarico, per cui posso parlare tranquillamente. Dopo un bel bicchiere di prosecco. Ecco, e solamente per chi mi segue, chi ha già visto questi tour, mi hanno fatto anche un sacco di domande. Bene. Quindi raccontaci Marcello, tu che sei l'ideatore, hai avuto il pensiero di questi tour. Di questo Alternative Padova. Esatto, raccontaci un po'. Beh, Alternative Padova nasce, allora, diciamo che non sono proprio un inventore, nel senso che a me è sempre piaciuto guardare la street art quando andavo in giro per le città europee. Per cui io per primo, qualche anno fa, ho cercato proprio un tour di street art a Londra e mi è capitato in mano Alternative London. Da lì ogni volta che andavo in città europee cercavo se c'erano degli alternative tour e li ho quasi sempre trovati. A volte non si chiamano alternative, però il concetto è quello, cioè farti conoscere la città sotto un altro profilo, cioè non sotto il profilo dei monumenti classici, per quanto siano assolutamente interessanti, anche Padova ne ha di bellissimi, è una storia dell'arte assolutamente interessante, tra cui Giotto. Però diciamo che quello che facciamo noi è dare un percorso alternativo e la street art ci aiuta proprio in questo. Infatti il vostro mood è un po' la scoperta dell'anima artistica alternativa della città. Ma in realtà la scoperta delle storie che quest'arte ti porta, delle storie che custodiscono i muri di questa città, perché come ho detto a volte, i muri sono un po' anche un diario della storia della città. A volte la street art poi parla con piccole forme come degli stickers, a volte invece con dei grandi personaggi come magari alcuni internazionali che abbiamo visto, oppure anche, non so, basta pensare, Joyce, Kenny Random. Poi noi siamo anche fortunati perché Padova è molto attiva da questo punto di vista della street art. È assolutamente attiva e la scuola di writing e del lettering di Padova secondo me è assolutamente da conoscere e da apprezzare di più di quello che sappiamo solitamente, perché si conoscono, è vero, i 3 nomi di street art che ci piacciono molto, Kenny Random, Alessio B e Tony Gallo, però ci sono altri artisti che meritano assolutamente di essere conosciuti e che fra l'altro a volte incontriamo di persona anche. Allora Marcello, invitiamo tutte le persone che vedranno questo video, che seguono il mio blog, i miei canali social, a partecipare ai prossimi eventi, dove possono vedere gli eventi. Ci trovano su Facebook e Instagram, oppure alla mail alternativepadova.gmail.com. Questi sono i canali, ma insomma comunque la migliore pubblicità ce la fate voi, ma non, cioè, perché siete venuti più volte e le persone comunque che vengono sono molto entusiaste e tornano, e questa è la cosa che ci piace di più, insomma. È vero. Bene, grazie Marcello, ti lascio andare, so che sei pieno di impegni. Adesso vado a salutare un po' di gente. E alla prossima. Grazie a voi. Grazie, ciao. Ecco, finisce qui questo nuovo giro, questo nuovo tour con Alternative Padova. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!